buongiorno. 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 Do il benvenuto al maestro Paolo Santoro qui alla Torre del Gusto, nel programma Pranzo con Letizia, nel meraviglioso Lido Est di Castel di Tusa. Grazie Letizia. Maestro, grazie di essere venuto. Grazie. A proposito del maestro, ti ringrazio anche di questa bella citazione. Mi ricordavo che una persona una volta mi disse: stia tranquillo, piano piano con l'età potrà diventare anche professore. Ma io penso che ci sei già professore. Una battuta carina che ricordo sempre con molto piacere. Ricordiamo anche ai lettori e coloro che ci ascoltano che Paolo Santoro è un personaggio eclettico, è giornalista, critico d'arte, critico musicale, si è distinto in varie situazioni, ha ricevuto da poco anche il San Francisco Award, un premio prestigiosissimo ad ottobre che è stato dato anche al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco. Che dire, Paolo Santoro comunque è uno che viene considerato un dandy, il dandy però senza età, un dandy senza età, ma di fatto è anche il presidente di Federarte Sicilia. Sì. E in questa veste è in stato un tempo nostro. Così breve ho veramente avuto tanti encomi e tante gradevolezze. Tra questi quello che tu già hai citato, il San Francisco Award, promosso proprio dalla delegata Sicilia che ho di fronte, Letizia Passarello, grande giornalista. Grazie infinite. Il nostro presidente, posso dire con piacere il nostro presidente, il professor Umberto Puato. L'architetto professore Umberto Puato, che molto ci terrei anche a citare la dottoressa Rita Giancola. Certamente sappiamo perfettamente di essere dentro una situazione che è veramente altamente prestigiosa. Al di là del San Francisco Award, io vorrei praticamente far conoscere un po' di più a chi ci ascolta il personaggio Paolo Santoro. Paolo Santoro io lo ritrovo dappertutto, a Palermo basta parlare di lui, negli ambienti, nei salotti buoni, nei salotti nobiliari di Palermo. Paolo Santoro ho sempre avuto molte difficoltà, cara Letizia, a sapere individuare esattamente chi in realtà io fossi, perché per quanto attiene l'eclettismo al quale tu ti riferivi, che non è mai un eclettismo, non è narcisistico neanche di facciata, ma è di contenuti molto profondi che determinano appunto questo mio modo di essere stato abbastanza conosciuto nel tempo, anche perché il tempo ce l'ho vissuto. Tuttora in ogni caso abbiamo fatto insieme diverse presentazioni di libro, di conseguenza insomma sempre abbiamo avuto le porte aperte nei circoli prestigiosi di Palermo. È stato sempre uno dei momenti più belli che io ho vissuto insieme a te, per quanto attiene i nostri impegni, che sono stati sempre di alto prestigio. E ricevuti anche da personaggi e personalità che nella scena palermitana hanno un grande significato. Sicuramente. I circoli ai quali tu ti riferivi, diciamo circolo artistico, il circolo canottieri. Ecco. Sicuramente insomma il circoletto di Fondanfossi, assolutamente, dove abbiamo presentato quella in esclusiva, la messicana, Anna Paola Gorozzo. Questa è una cosa che non ho saputo mai dire, però questo lo dico io. E credo che valga anche la pena ricordare quel bellissimo maggio dell'anno scorso in cui abbiamo fatto queste 3 presentazioni per il grande maestro Mimmo di Francia, il paroliere di Champagne, della canzone Champagne, che ha scritto questo libro per la Graus Editore. Penso, Letizia, che io conoscevo una canzone che mi è rimasta nel cuore profondamente, forse avrò avuto 20 anni o 22, non sapevo neanche. Allora sai, tu senti una canzone, non ti vai a cercare l'autore, a meno che non è quell'autore che subito balza alle cronache. Ed era la famosa canzone Amore sculminato. Ecco, che guarda caso era di Francia, però nessuno che era lo sapeva. Di Francia. Molto più significativo, malgrado di tono minore, di conoscenza minore, di Cameriere Champagne, perché mi pare che è la seconda canzone più conosciuta nel mondo dopo Volare di Modugno. Assolutamente. E guardavo questo biologico interessantissimo, anche mi piace molto l'etichetta, perché ricalca il Lido Est, dove noi ci troviamo, che è un lido veramente interessante. Non conoscevo
la possibilità che ci fosse anche un rito così interessante, ed è fatto dalle terre siciliane ed è un Nero d'Avola sposato al Syrah, Per quindi è me una combinazione interessantissima da provare. assolutamente sì, infatti la proveremo L'azienda Il subito. Quattro Cieli, Vogliamo provarlo subito? come no, certo. E vediamo di brindare anche ai proprietà del Lido Est, perché sono stati di una squisitezza, di una gentilezza È vero, che ci è hanno vero. ospitato veramente, Molto. in particolare la signora Nicoletta. Allora facciamo un brindisi. Ci vuole, guardandoci negli occhi come fanno le persone Allora, che si vogliono bene. ai proprietari del Lido Est, Proprietà del Lido Est, e non alla signora Nicoletta e non trascurando il grande Piglimalione Placido Salamone, presidente della Torre del Gusto e della Salamone Synergy Group. dove noi lì abbiamo fatto delle cose pregevoli E adesso attualmente siamo anche loro ospiti. e siamo ancora stasera Siamo loro ospiti. Ed è bellissimo. Salve amici della Torre del Gusto. Mentre Letizia dialoga con Paolo, noi siamo a Finale di Pollina per presentarvi il Pub Nautilus, un'eccellenza nella gastronomia siciliana. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention, don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh no, no. Siamo in compagnia del titolare del Pub Nautilus, Renato Cinquegrani. Ciao Renato. Buongiorno. Renato, come nasce il Pub Nautilus? Il Pub Nautilus nasce da un'esperienza consolidata negli anni, dopo 20 anni di esperienza in giro per il mondo, in cui sono elencati i posti in cui sono stato. Ritornando qui dal casa mia, alle origini praticamente, ho deciso di investire su un'attività con il ruolo inizialmente da pub, che poi piano piano ci siamo incrementati con la ristorazione, quindi la pizzeria annessa con cucina e varie, e cerchiamo un po' di dare una novità, un prodotto di prima qualità, di ottima qualità, soprattutto partendo dai prodotti della nostra terra, partendo dagli ortaggi, dai salumi, dai formaggi, anche dall'olio, soprattutto un olio biologico che noi è il nostro punto di forza, perché la gente che lo prova, anche gli stranieri, mi dicono che è un olio eccezionale. Niente, cosa vi posso dire di più? Il posto si trova su una location invidiabile, di cui si ammirano le isole Eolie di fronte, siamo sul mare, siamo a Finale di Pollina, uno dei locali top della zona, per cui dico, se volete venirci a trovare, venite volentieri, vedete l'accoglienza che troverete da parte del nostro staff, dei nostri cuochi, del nostro pizzaiolo, usando solamente, come ripetevo prima, prodotti di eccellenza. Quindi vi aspetto per una bella birra alla spina, birre di ogni tipo, italiane ed estere, vini di qualità e quant'altro. Poi veniteci a trovare e constaterete quello che vi sto dicendo. Grazie e arrivederci. E adesso spostiamoci per la ricetta del giorno.
Grazie. Prego. Grazie. Questa Questa è una crepe. Questa è una crepe alla Bellini. Alla Bellini. Perché è una crepe alla norma. Hanno rivisitato questa specialità, e questa è una specialità del Lido. Hanno rivisitato la gastronomia siciliana proponendo appunto questa crepe. Quindi richiamandoci anche le origini francesi, perché è una crepe sì. francese. È una crepe, sì. Quella che in Emilia come la chiamano? Piadina? Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Questa è friabile, la piadina. Questa è friabile, questa è una crepe. La piadina è già più Questa composita. è una specialità del locale. E volevo dire appunto che E è un dentro misto tra cucina. diceva la signora, c'è Pomodoro e melenzane. Vogliamo assaggiare per vedere com'è? Certo, con vero piacere. È molto appetitosa. C'è anche quel tocco di basilico che è veramente delizioso. Il dottore Santoro è anche un appassionato di cucina e un grande intenditore. Beh, Quindi io mi fido del suo giudizio. Cosa ne pensi, hanno Paolo? sempre cercato con la storia, come dicevi prima, di eclettismo, di trascinarmi dietro a tante cose. In effetti amo la cucina e sono stato spesso chiamato In giurie? In giurie. Sì, sono Io stato ricordo spesso quell'aperitivo chiamato. fantastico che abbiamo preso insieme, preparata alla Torre del Gusto. E devo Certo. dire che effettivamente era eccezionale. Ma una delle più belle cose, mi ricordo che è stata la richiesta del mio intervento in giuria per Feltrinelli, che comprò, quando lui comprò la famosa focacceria San Francesco. Vedi? Coincidenza vuole che è sempre San Francesco ancora che si ripete. Sì, San Francesco sarà il tuo santo. Che sono io Francesco Paolo. Esatto. Comunque io ti faccio una domanda. Cosa c'è nella vita di Francesco Paolo Santoro che vale la pena ricordare? Ancora un grande turbinio, non ho smesso di esplorare, di credere che ci siano ancora, Questo ti fa molto che ci siano giovane. ancora moltissime strade da percorrere. Ma sicuramente sì. E in senso esistenziale e anche in senso artistico naturalmente, perché visto le mie... Ma nel passato? So che Paolo Santoro è stato anche manager di Katia Ricciarelli. Sono stato manager Grande di Katia amico Ricciarelli, di perché addirittura Pino un Caruso. giorno nell'incontro mi disse: tu cosa fai? Facevo Vi siete chiaramente incontrati dove? l'impresario. È stato un incontro che si è sviluppato tra Catania e Palermo. Allora, ce lo vuoi raccontare? Lei era molto vicina chiaramente a ciò che è quello che era il referente per la Sicilia di Pippo Baudo allora, salvo la Rosa, che conosciamo tutti come collega e come conduttore. Conduttore, cabarettista, bravo. È stato Salvo che a un certo punto determinò, venendo a Palermo con Katia Ricciarelli, mi disse: solamente a te io affiderò Katia. Ah, ecco. Solamente Diciamolo questo. ho avuto piacere perché E invece l'incontro in quel con momento Pino ero molto Caruso? emozionata. Katia era sempre Katia è una grande. Katia è Un grande. grande palermitano, Pino Caruso? Sì, Pino Caruso sono andato a prenderlo per esempio una volta, ero in ritardo per esempio, questo è un aneddoto, ero in ritardo, lui arrivava alla stazione centrale di Palermo, io non avevo macchina, non ci trovavo un Sei taxi. andato col motorino? No, ho preso una carrozza. Ho preso una carrozza che al gran galoppo io ho detto al cocchiere: vai veloce perché abbiamo da prendere Pino Caruso. E fu così che quando Pino scende dal treno, dico: sono venuto con la carrozza, dice: no, non mi aspettavo tanto, è stato contento, perché la carrozzella a Palermo ormai è desueta, però allora insomma qualche anno fa in effetti ma viverla in quella maniera l'ha vissuto anche con piacere, perché parliamo dei ricordi antichi che noi abbiamo quando la carrozzella era il taxi. Lavorava a tassametro, oggi è diventato invece una sorta di... Sì. E l'altro signore?
Questi sono polpetti in agrodolce che sono la nostra specialità. Nostre congratulazioni, immagino, per quella crepe fantastica alla signora Giuseppina Di Bella. Assolutamente, la signora Di Bella è veramente una cuoca che veramente meriterebbe non una stella piuttosto che 3. Perché, e se lo dice il grande Paolo Santoro ci credo. Perché considerando il fatto che moltissimi, chiaramente per varie ragioni, anche perché sono entrati nel novero dei grandissimi chef, ma ci sono realtà che hanno dei cuochi che sono veramente notevolmente bravi con meno fama. Sì. E questo bisogna scoprirlo quando tu mangi queste qualità. Stavolta invece la signora Di Bella ci sta proponendo un piatto, questo qua sicilianissimo di origine araba, le polpettine in agrodolce, che adesso noi ci accingiamo praticamente ad assaggiare. Volevo anche ringraziare, visto che c'è comunque diciamo chi ci ha dato la possibilità anche di essere qui presente, che è la Salamone Synergy Group con le sue aziende. Ecco, e quindi ringraziamo anche appunto la Salamone, ma anche appunto le aziende che fanno capo a questo gruppo, che è un gruppo molto serio, che è un gruppo con cui stiamo lavorando già da qualche tempo. Tu pensi che sono rimasto addolorato quando l'olio regalatomi da Placido Salomone mi finì? Io le ultime gocce le centellinavo. In effetti quest'olio dicevo, ma speriamo che non finisca mai. Stiamo parlando, immagino, dell'olio di San Costantino nell'azienda Bio Casaleno. Ma figurati, ecco. Ma che olio! Un olio fantastico che abbiamo qui a tavola e probabilmente insomma ruberemo. Stavolta glielo rubiamo a Placido. Ma perché non aggiungiamo anche un filo d'olio? Appena qualche goccia in una polpettina. Posso? Per vedere anche le... Permetti che lo faccio io per te? Perché in effetti quest'olio si presta come il nostro ospite, è un olio estremamente eclettico, ma io non riesco ad aprirlo. Posso? Certo, grazie. Ok. Benissimo. Penso che sarà un tocco da chef. Metto anch'io. L'olio di San Costantino poi è eccezionale. Diventano veramente un piatto gourmet quando è un di alto livello. Quando è un olio di questo livello, sì. Figurati che non ha neanche un mezzo grado di acidità, è un olio eccellente. Un'alta visibilità, il nostro programma viene visto da tantissime persone, ma viene visto fino ad ora nelle varie puntate. Abbiamo avuto circa 30.000 persone che hanno visto il nostro programma in tutto il mondo: Israele, Londra, Firenze, Milano, Roma, Palermo, e per non parlare del Sud America. Beh, Palermo chiaramente è gettonatissimo il sito, perché c'è sempre Letizia Passarello che è attraente e va seguita. Grazie Paolo. E poi c'è anche tutto ciò che comporta la Placido Salomone Group con i suoi prodotti di alta qualità che vengono via via. Io mi auguro che Placido si decida al più presto a fare anche i suoi pesti, i suoi patè, perché comunque non vedo l'ora proprio di poterli assaggiare e anche di rubarli. Io mi ricordo quella cosa. Di rubarglieli. Mi ricordo anche quando c'è stato lo chef che siamo stati al Castel di Tusa, che adesso non mi ricordo bene il nome. Ce ne sono stati diversi perché l'abbiamo intervistato. Quello dove c'ero io che davo dei giudizi per quanto riguardava la sua
Cos'era la... Forse ho degli anelletti, un timballo? No, era il riso. Forse, appunto, c'era il sartù, infatti c'era un timballo, infatti mi ricordavo che c'era il timballo. E tu mi hai chiesto... Quello era uno chef stellato però che vive, certo, che certo. lavora anche nei migliori alberghi di Cernobbio. Certo. Salomone Group ha sempre avuto personaggi di altissimo livello Ma per ultimamente quanto attiene alla culinaria. Vogliamo parlare folcloristico. anche di Paolo Santoro con i rapporti con il conservatorio Vincenzo Bellini, col sovrintendente del Teatro Massimo, grande personalità oltretutto che L'incontro con Marzia Manno dell'Officina dell'Arte, che è la professoressa docente di pianoforte, per esempio. Io ne approfitto, continuo Paolo. Marzia Manno, guarda caso, abitava dove abitava Pino Caruso e io ancora di fronte. Poi ci incontriamo tutti grandi, ognuno nella sua espressione di attività. La gente che ha amato l'arte e che l'ha sviluppata arrivando anche a espressioni e cariche di un certo valore, che la signora Marzia Manno, professoressa appunto come dicevo insegnante di pianoforte, docente. E quando io dissi devo fare una cosa, Marzia, importante, non so che cosa meglio fare come originalità al di là di quelle cose meravigliose che ho fatto, ricorderò l'omaggio a Bando Osiris con una grandissima cantante, l'omaggio ad Alberto Sordi. Sono sempre state cose che risalgono appena 3-4 anni fa. Ah, quindi veramente è una cosa abbastanza recente. Sì, Alberto Sordi diciamo che era forse era già morto. L'omaggio infatti prevedeva post mortem. Sì, tenendo conto di dare la colonna sonora di uno dei brani più importanti da lui cantato, peraltro. Fumo di Londra, il pianista che mi seguiva, Enea, era molto attento e conoscitore di tutti i suoi brani, con una cantante di notevole professionalità, che era? Maria Notara Arrigo. Ah, ecco. E questo determinò via via una richiesta a Marzia Manno, come raccontavo, di avere qualcosa di particolare, perché io ho sempre ricercato il particolare. E alla fine cosa al di là è di quelli che sono i contenuti, di fare un'operazione vista e rivista.
Alla fine mi dice ti do la mia fucina dell'arte. Dico cos'è? E mi ha detto i giovani talenti del conservatorio. Mi vedo spuntare bambini che andavano da 8 anni a 14. E quindi Ma come li hai gestiti? alti professionisti che è difficile poter a volte confrontare con gente adulta, con una grande Senti, ma intanto esperienza. lasciamo da parte intanto tutte queste persone e ritorniamo su Paolo Santoro. Sì. Paolo Santoro diceva eclettico, ora mi stanno dicendo, ma alla fine ci abbiamo visto comunque un artista. Vediamo invece come pittore Paolo Santoro. Il pittore Paolo Santoro è un pittore che non è quello chiaramente definito della domenica, perché avendo fatto i miei studi al liceo artistico nonché all'Accademia di Belle Arti mi ha dato la possibilità, continua a darmi la possibilità di sentirmi sempre quella vena di voler esprimere pittoricamente anche determinate sensazioni, molte belle impressioni della Ci vita. sono state delle personali o delle L'ultima collettive? personale che appena di un anno fa sono stato ospite al Circoletto, Sì. hanno voluto una mia mostra. Circoletto, stiamo parlando del Circolo del Brigio di Mondello? Esattamente. Perfetto. L'ho chiamata Intimismi, Ah, lì dove per esempio mi si ripeteva spesso questo libro di Henri Pradal che era Il mercato dell'angoscia, non perché io fossi depresso a tal punto da poter immaginare, ma i contenuti di ciò che Pradal scriveva erano di forte impatto, valutando una società che aveva necessità di sempre più farmaci. Troppo facile mettere colori su tela, troppo. Devi prima creare una trama e raccontare la trama. 大家来参观 La Torre del Gusto, il blog del vivere sano. Ciao. Preoccupato di bambini in case famiglie, io ho sempre voluto Ecco. gratificarli. Io ho fatto tanti concerti per i bambini disagiati con papà, mamme, allora adesso con varie problematiche, ma i bambini mi venivano, io poi alla fine li mettevo in prima fila sempre. da responsabile di Federarte Sicilia devo dire che il premio è stato dato anche e soprattutto per questo, per la sensibilità, Credo sì, è stato sì, dato all'uomo, credo di sì, è stato dato credo di all'uomo, sì, è stato perché come stato tu sai bello. è stato dato all'uomo Paolo Santoro, che naturalmente È stato io molto stimo bello, profondamente, molto bello. oltre che a cui mi lega un legame di amicizia insomma, profondissimo. Grazie Paolo. Grazie a te Letizia.